Il gruppo di Matiasic formalizza l'iscrizione in A1 della Pallacanestro Trieste, avanti fino a definizione della futura governance, voci insistenti sull'acquisizione del titolo sportivo di Brescia. Chiedono garanzie sul futuro dell'azienda. I lavoratori della Starte che questa mattina sono scesi in piazza e sono stati ricevuti dal prefetto. L'erogazione degli stipendi non basta a tranquillizzarli. Si scaglia contro i carabinieri in piazza dell'Unità d'Italia. Nel tragitto verso la caserma prende a calci la vettura dei militari. L'uomo è stato sedato e portato al carcere del Coroneo. Seconda uscita della coalizione di centrosinistra Futuro in Comune, parte da Melara il confronto sulle politiche abitative, l'accessibilità alle fasce di popolazione più deboli. Lo spettacolo degli idrovolanti a Trieste in occasione della 15ª edizione di Mare Nord-Est, 6 veicoli in sorvolo e successivo ammaraggio dell'ambito del Giro d'Italia di Idrovolante 2026. Torna l'iniziativa che favorisce la raccolta differenziata all'interno degli stabilimenti balneari triestini. Quest'anno crescono il numero e la tipologia delle strutture che sono coinvolte. Lo stabile regionale e il Verdi archiviano positivamente il progetto Shakespeare che li ha visti uniti. La regione benedice il successo, possibile un'ulteriore collaborazione. Buonasera e ben trovati a un nuovo appuntamento con il notiziario di Tele4. Il gruppo di Paul Matiasic ha formalizzato la richiesta di iscrizione al campionato di A1 della Pallacanestro Trieste. Il presidente è intenzionato ad andare avanti in attesa della futura governance. Vediamo. Fonti vicine al dossier Pallacanestro Trieste confermano come il gruppo guidato da Paul Matiasic ha già presentato la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie A1, a conferma della volontà dell'avvocato di San Francisco di garantire continuità al percorso sportivo e societario del club in attesa della definizione della futura governance. Tutto questo non può finire. Sempre le medesime fonti, dopo aver seguito il servizio andato in onda su Tele4 lo scorso 27 maggio, in cui si riferiva del ritiro della società di gestione, il cosiddetto fondo, e dell'entrata in scena di Gianluca Mauro come soggetto intenzionato a rilevare la società, fanno sapere che il futuro della Pallacanestro Trieste si starebbe definendo su basi solide e strutturate. Proseguono le interlocuzioni nella ricerca di potenziali acquirenti e i contatti istituzionali con il sindaco di Trieste e il presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Viene inoltre riferito come non siano mai state diffuse informazioni finanziarie ad altri soggetti piuttosto che ricostruzioni relative al bilancio dell'attuale stagione 2025-2026. Inoltre, a quanto si apprende, le informazioni circolate sui presunti valori di vendita della società risultano inesatte e prive di fondamento. Sulla questione importanti novità, siamo pronti a collegarci telefonicamente con Marco Stabile che ha seguito le vicende fin dall'inizio. Marco, mi senti? A te la linea. Sì Gianluca, buonasera a te, alle nostre telespettatrici e telespettatori. Il rumor circolava da settimane e non gli abbiamo dato bado per avere notizie e informazioni più precise, ma oggi il rumor è troppo evidente sia dalla provincia lombarda che da uffici bene informati di Roma. Stando alle ultime indiscrezioni, Paul Matiasic starebbe trattando per il titolo sportivo di Brescia, della Pallacanestro Brescia, con cui peraltro la Pallacanestro Trieste ha appena concluso la serie perdente di quarti di finale playoff. Ovviamente la notizia non è confermata, ma circola sulla bocca di tutti in ambiente cestistico e oggi le voci appunto arrivano addirittura da Roma. Questo cosa significherebbe se si tradurrebbe in realtà dei fatti? Che poi Matiasic potrebbe fare l'operazione romana con un altro titolo sportivo e quindi proseguirebbe l'avventura della Pallacanestro Trieste con la sua 1, come detto nel servizio precedente. Ora attendiamo conferme o smentite anche dalla stessa Brescia già nelle prossime ore e siamo pronti a darne conto. Aggiungiamo, ed è giusto farlo, che certamente nessuno dell'ambiente sportivo è d'accordo con questo mercato dei titoli sportivi e questo non ha nessuna importanza che riguardi Trieste, Udine, Brescia, Milano o Roma. Però le regole al momento sono queste e si gioca con queste regole. Di conseguenza purtroppo anche i rumor relativi a fatti possibili del genere a un certo punto emergono in maniera talmente forte da non
poterli omettere. Sarà vero, non sarà vero, nelle ultime ore il rumor è sempre più forte, siamo naturalmente disponibili a qualsiasi tipo di conferma, di smentita, di chiarimento su questo tema, che però ovviamente sta molto a cuore ai tifosi triestini, così come, va ribadito, starà molto a cuore ai tifosi bresciani. È una questione che riguarda tutto il mondo del basket, però al momento le regole sono queste e se si vuole cambiarle per un mondo del basket più sano, la decisione non spetta a noi, ma spetta naturalmente al movimento della Serie A. Grazie a Marco Stabile per questi importanti aggiornamenti. Chiedono garanzie sul futuro dell'azienda i lavoratori della Startec che questa mattina sono scesi in piazza e sono stati ricevuti dal prefetto. L'erogazione degli stipendi non basta a tranquillizzarli. Dal prefetto ovviamente oggi non ci aspettiamo delle risposte, ci aspettiamo che prenda in carico seriamente e che riferisca al governo la necessità di garantire la solidità societaria di chi costruirà il piano industriale, quindi prospettive e futuro per questi lavoratori e per queste lavoratrici, tra i quali ci sono persone che non dormono da mesi perché non sanno quello che succederà del loro futuro. L'insonnia dei lavoratori Startec è legata a doppio filo con la preoccupazione e la mancanza di certezze per il futuro dell'azienda dopo la scomparsa dai radar a fine aprile dei due principali finanziatori annunciati e la temporanea crisi di liquidità che ha portato a forti ritardi nell'erogazione degli stipendi. Circa 150 dei 320 dipendenti hanno partecipato al presidio di Piazza Unità promosso dalle sigle sindacali, le quali sono state poi ricevute dal prefetto Giuseppe Petronzi. Il prefetto, è la rappresentanza massima del governo sul nostro territorio, serve un'azione forte del governo, serve che il Ministero, come ha annunciato già nell'ultimo incontro, mantenga una posizione ferma rispetto a un'azienda che deve dare concretezza. Quella concretezza oggi non c'è, quella concretezza ci dovrà essere all'incontro del 9 di giugno, perché senza concretezza non è possibile proseguire con questo piano industriale. Il prefetto ha ascoltato i rappresentanti dei lavoratori e ha condiviso le loro preoccupazioni, offrendosi di portarle in sede governativa e dicendosi disponibile ad accompagnare il percorso. Ora si attende il nuovo tavolo al Ministero slittato al 9 giugno per capire le strategie dei vertici aziendali per affrontare il prosieguo del piano industriale. Non festeggiamo il fatto che ci siano arrivati gli stipendi al 27 come è giusto che sia in una realtà normale, in un'azienda normale. Oggi la nostra è una forte preoccupazione su quello che è il futuro dell'azienda, perché non essendoci ad oggi ancora un nome di un finanziatore che possa sostenere il progetto, è chiaro che questa cosa qua ci mette in difficoltà. A settembre si doveva partire a pieno regime con la produzione, siamo a giugno e siamo ancora in cerca di un finanziatore. È stata riaperta una cicatrice che sanguina e il sangue purtroppo è quello dei lavoratori, quelli che non hanno ricevuto gli stipendi, hanno dovuto subire dei ritardi e oggi siamo davanti al pagamento che è venuto ieri, ma noi abbiamo paura che il prossimo mese non sarà la stessa cosa. Occorre ricreare le condizioni per favorire gli investimenti produttivi nel Paese, è la ricetta del presidente di Confindustria Alto Adriatico. Sentiamo. Noi abbiamo l'obbligo di mettere i dazi su tutti i paesi che fanno concorrenza sleale per evitare che la nostra manifattura svanisca. E il processo di deindustrializzazione da questo punto di vista è rapidissimo. Si scrive concorrenza sleale, si legge Cina. Secondo il presidente di Confindustria Alto Adriatico è necessaria una seria politica di dazi da parte dell'Unione Europea per salvaguardare il nostro tessuto produttivo. Abbiamo da un lato l'obbligo che l'Europa metta dazi verso il prodotto cinese. Io sono stato, forse lo ricorderà, uno dei pochissimi a battersi contro la cessione del porto di Trieste ai cinesi. E partendo dalla crisi Electrolux, Agrusti aggiunge la necessità che la politica europea e nazionale crei le condizioni per favorire gli investimenti industriali sul nostro territorio. Quando si parla di perdite di posti di lavoro dobbiamo pensare che sono persone in carne e ossa, che hanno famiglie, hanno figli che devono studiare, hanno mutui da pagare ogni mese perché hanno comprato un piccolo appartamento, devono pagare ogni giorno il pieno della loro auto e lo pagano così caro, quindi è tutta gente che vive di quella roba lì, quindi pensare spensieratamente, in fondo si tagliano 500 posti ma ne restano 300 e ci accontentiamo, non può essere questo il nostro destino e quindi bisogna avere soluzioni creative. E teniamo presente che l'Electrolux è stato un grande investitore in questo paese, un grande investitore in questa regione, da 40 anni investe
nell'elettrodomestico nella nostra regione, a Pordenone in particolare, ha alimentato tutta una filiera della subfornitura assolutamente di valore ed importante. Ecco, noi dobbiamo ricreare le condizioni perché gli svedesi di Electrolux, ma tutti gli altri investitori italiani e stranieri trovino conveniente fare industria in questo paese e in questa regione. Aggredisce i carabinieri in piazza dell'Unità d'Italia, l'uomo è stato sedato e arrestato. In manette dopo aver aggredito i carabinieri, l'episodio è avvenuto nella serata di ieri, protagonista un uomo in forte stato di agitazione. Questi stava camminando in piazza dell'Unità d'Italia quando è stato avvicinato da un militare dell'Arma che aveva notato l'atteggiamento delirante. Alla richiesta di ripetere cosa stava dicendo, l'uomo ha cominciato a insultare il militare. Sul posto è stata inviata una gazzella dei carabinieri. All'arrivo degli operatori sono volati altri insulti. Poi da verbale l'aggressione è diventata fisica. L'uomo si è lanciato contro gli operatori che non hanno potuto fare altro che reagire. I carabinieri hanno placato e immobilizzato il soggetto che continuava a tenere un atteggiamento aggressivo. Neutralizzata la minaccia, i militari dell'Arma lo hanno portato in caserma. Durante il tragitto l'aggressore avrebbe anche danneggiato la macchina degli operatori. Una volta in caserma si è reso necessario chiamare il 118 per sedare l'uomo ancora in forte stato di agitazione. Poi è stato portato all'ospedale di Cattinara per gli accertamenti, piantonato dalle forze dell'ordine. Infine l'uomo è stato portato al carcere del Coroneo. L'abitare l'emergenza a casa al centro dell'incontro promosso dalla coalizione Futuro in Comune a Melara, vediamo. La coalizione di centro-sinistra Futuro in Comune ha promosso un incontro pubblico dedicato alle politiche abitative, riaprendo un confronto su una delle questioni considerate più urgenti per Trieste, l'accesso a un alloggio sostenibile e le difficoltà legate alla gestione del patrimonio abitativo. L'iniziativa intitolata Facciamo la casa giusta ha riunito cittadini, amministratori ed esperti per discutere di welfare, edilizia sociale e pianificazione urbana. A introdurre i lavori è stata l'urbanista Elena Marchigiani, ex assessore alla mobilità della Giunta Cosolini, che ha evidenziato come il diritto alla casa stia diventando sempre più difficile da garantire per molte fasce della popolazione. In generale è proprio il tema dell'abbordabilità, no? Della casa, che in genere è ancora calcolato a tutti i livelli, europeo e nazionale, come un rapporto con il reddito delle famiglie, ma famiglie che stanno sempre più cambiando, stanno diventando sempre più monocomponenti, un lavoro che sta diventando sempre più instabile. Questo fa sì che l'abbordabilità della casa debba essere sempre più relazionata al costo complessivo della vita, ma anche alle relazioni sociali su cui uno può fare affidamento ai servizi. Nel corso del confronto sono intervenuti anche Andrea Zini, assessore del Comune di Udine, e Francesca Maletti, vice sindaca di Modena, portando esperienze maturate in contesti amministrativi differenti ma accomunati da problematiche simili: aumento delle fragilità sociali, necessità di coordinamento tra enti locali e riduzione delle risorse disponibili. La seconda parte dell'incontro è stata dedicata alla partecipazione dei cittadini. Attraverso pannelli tematici la coalizione ha presentato proposte su monitoraggio del mercato abitativo, sostegno a chi cerca casa, tutela dei proprietari, pianificazione urbana e soluzioni rivolte a studenti e lavoratori temporanei. I partecipanti hanno potuto lasciare osservazioni e suggerimenti, raccolti poi dagli organizzatori per l'elaborazione delle future proposte politiche. Ed è entrata nel vivo la 15ª edizione di Mare Nord-Est, vediamo. Sempre cose un po' particolari, perché l'obiettivo è quello di far passare messaggi importanti come l'attenzione nei confronti dell'ambiente e soprattutto l'attenzione nei confronti di quello che il mare può offrire. La 19ª edizione di Mare Nord-Est entra nel vivo. Da 15 anni la Kermesse unisce ambiente, cultura, scienza, sport, divulgazione e storia del mare. Oggi la presentazione ufficiale nel Palazzo della Regione. Fra le novità di questa 4 giorni lo spettacolo del primo raduno di idrovolanti dedicato al 100° anniversario del primo volo commerciale che partiva da Trieste per raggiungere Torino. Anche in questo caso protagonisti i giovani delle scuole che hanno potuto sperimentare il volo sul Golfo. Quindi noi tentiamo sempre attraverso questi eventi più spettacolari di portare a conoscenza del grande pubblico le peculiarità che il mare può offrire. Sono ormai tanti anni che non solcano più appunto questo golfo, però la prima linea di passeggeri vera fra Trieste e Torino, e poi andò anche in Istria e in Dalmazia, quindi un fatto storico importante che si sposa con il fatto che Trieste sarà per 4 giorni la capitale del mare, con gli Oscar, o Nobel, come volete chiamarli, della subacquea, e appunto questo è un riconoscimento importante che noi come Regione siamo convinti appunto di appoggiare.
Dunque la città della Bora si trasforma in un grande laboratorio internazionale dedicato alla subacquea, al mare e alle sue connessioni con l'ambiente, la ricerca, l'aviazione e la sostenibilità, con il villaggio allestito in Piazza dell'Unità d'Italia. Noi abbiamo sempre avuto a cuore lo sviluppo della cultura del mare, soprattutto nei confronti dei più giovani, perché siamo convinti del fatto che passando attraverso di loro la consapevolezza nei confronti di questa tematica risulterà sempre più importante, visto anche che ci sono tanti sbocchi che il mare può offrire. Si chiude domenica con la traversata delle Tre Nazioni. Una nuotata non competitiva che parte da Punta Salvore, attraversa il nostro golfo e arriverà a Trieste, quindi una parte sportiva estremamente importante che ha anche in questo caso un messaggio, la cooperazione e l'unione di tre nazioni, in questo caso quella slovena, quella croata e quella italiana, che però sono accomunate dallo stesso mare. E dunque vediamo lo spettacolo degli idrovolanti. È il sorvolo sopra il golfo di Trieste e poi l'ammaraggio nello specchio acqueo di fronte a Piazza Unità degli idrovolanti, uno degli elementi più iconici e distintivi di questa seconda giornata di Mare Nord-Est, la 15ª edizione, quella del 2026. Gli idrovolanti che sono venuti in città nell'ambito del Gidro, il Giro d'Italia in idrovolante. È un evento particolare, senza ombra di dubbio, estremamente impegnativo nell'organizzazione perché chiaramente non è mai stato fatto, però il fatto di poter dare alla nostra città una piacevole cartolina di quello che tra l'altro era già stato fatto nel 1926, per intenderci, con la questione appunto del primo volo commerciale che congiungeva appunto Trieste con Torino con gli idrovolanti, è evidentemente un motivo per ricordare che Trieste è sempre stata artefice di grandissime iniziative. Noi siamo qui a Trieste, è la quarta tappa, la seconda edizione del Giro d'Italia a partire dal 22 di maggio e siamo qui al Molo d'Ace, che qui, anche qui insomma c'è stato momenti gloriosi e addirittura quest'anno si rievoca il centenario della prima compagnia di idrovolanti, la Sisa, che collegava Trieste passando da Venezia a Pavia, Torino. Non è solamente volo da diporto sportivo, ma anche un volo che serve anche al monitoraggio dell'ambiente, alla salvaguardia delle coste, dei parchi marini protetti e delle aree protette come parchi costieri e quant'altro. Presentiamo i piloti di questi idrovolanti che sono arrivati oggi a Trieste. Pascal Ballet, vengo dalla Svizzera. Benissimo. Poi? Graziano Massolari, vengo da Cremona. Sergio Scaramuzzi da Sondrio, Valtellina. Bruno Garbellini da Sondrio, Valtellina. Angelo Bonardi, anche lui da Cremona. Riccardo Brigliadori dalla terra bergamasca. Lodovico Vestani da Ferrara. Con gli idrovolanti moderni vogliamo ricordare i fasti e gli uomini che hanno fatto gli idrovolanti di allora. Infatti qui in questa zona nascevano gli idrovolanti, li costruivano nei primi del Novecento e noi vorremmo portare avanti ancora quel discorso qua degli idrovolanti, proprio ricordando chi li ha inventati, chi li ha costruiti, facendo queste commemorazioni. E si rinnova il progetto Un mare di differenziata. È un'iniziativa che è arrivata al quinto anno, un'iniziativa che ha portato in maniera fattiva al 60% della raccolta differenziata presso gli stabilimenti nei quali è stata applicata. Massimo Buiatti, direttore dei servizi ambientali di Acegas APS Amga, presentando il quinto anno del progetto Un mare di differenziata promosso con il Comune, ne sottolinea subito la positiva portata per quanto riguarda una sorta di educazione alla raccolta, in qualche modo favorita proprio dal fatto che essa si applichi negli stabilimenti balneari, dove determinati messaggi evidentemente passano in maniera più efficace. L'iniziativa si inserisce nel contesto del beach litter, quello cioè dei rifiuti abbandonati sulle spiagge, una delle principali criticità a livello nazionale. Il progetto prevede la possibilità di installare isole ecologiche all'interno degli stabilimenti balneari aderenti, qualora già non vi fossero presenti, oltre alla possibilità di richiedere un servizio dedicato per la raccolta dei cartoni. Gli stabilimenti a loro volta si impegnano a promuovere comportamenti corretti fra i frequentatori. Oggi ci troviamo alla
Lausonia, dove è stata la prima a promuovere questa iniziativa, ma sono stati coinvolti anche i circoli remieri, i circoli velici, fino allo stabilimento balneare di Stico più vicino a Miramare, e dopo anche Grignano, per cui tutta una serie di società e associazioni che hanno a cuore quella che è la tutela del nostro mare con piccoli gesti. Acegas si è messa a disposizione per un servizio di raccolta dedicato e quindi anche con agevolazioni in termini proprio pratici di raccolta del materiale che viene accumulato e differenziato negli stabilimenti. Il progetto si inserisce fra le iniziative che Acegas APS Amiga e il Comune da tempo hanno in animo per sensibilizzare i cittadini sui temi della raccolta differenziata. In questi ultimi anni, insieme al Comune di Trieste, abbiamo fatto un percorso importante, anche grazie al PNRR, per dare un contributo forte a quella che è la raccolta differenziata. In primis abbiamo aperto un centro di raccolta nuovo che abbiamo inaugurato in marzo in via Giarizzole, e poi in seconda battuta la raccolta stradale intelligente, ovvero via Tessera, che in Altipiano, siamo partiti con la zona Altipiano, sta dando delle grandi soddisfazioni. L'Istituto regionale per ciechi Rittmeyer di Trieste ospita da 2 giorni del convegno nazionale AMGO. Vediamo. È iniziata con la scopertura di una targa in onore del Rotary Trieste Alto Adriatico nel nuovo spazio Lumen, appena inaugurato e dotato delle ultime tecnologie dedicate agli ipovedenti, la 2 giorni di approfondimento all'Istituto regionale per ciechi Rittmeyer. Gli spazi di Viale Miramare, rinnovati nel segno del nuovo corso avviato dal commissario straordinario dell'Istituto Lorenzo Capaldo, sono diventati punto di riferimento a livello nazionale, ospitando il convegno AMGO a me gli occhi. Prevenzione, riabilitazione, nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale in campo con gli smart glasses. Questo importante convegno con dei relatori davvero di eccellenza vuole focalizzarsi sia sulle tematiche della prevenzione sia sulle tematiche della riabilitazione per le disabilità visive, e le nuove tecnologie oggi non possono essere ignorate, tant'è vero che ci troviamo oggi in concomitanza anche con la scopertura della targa che vuole ringraziare il Rotary per averci donato questa sala multimediale che adesso tutti vedete. Il convegno, che ha portato a Trieste i maggiori esperti italiani e internazionali di disabilità visiva, viene promosso annualmente dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, che quest'anno ha scelto l'Istituto Giuliano. Riportare all'attenzione il grande servizio che questo istituto ha sempre svolto da decine e decine di anni per le persone non vedenti e ipovedenti, e perché vogliamo che questo servizio e questi servizi possano crescere, aumentare, essere anche più qualificati, più efficienti. Dunque i contenuti della 10ª edizione dell'appuntamento, che spazia dalla prevenzione, soprattutto riguardo i bambini, agli interventi di riabilitazione visiva, sino all'utilizzo mirato dei device più all'avanguardia. Durante questo convegno parleremo molto anche della prevenzione pediatrica e poi la riabilitazione accompagnata alle nuove tecnologie. Durante questo evento ci saranno dei corsi dedicati appunto alle nuove tecnologie legate anche all'intelligenza artificiale, che sta prendendo sempre più piede in tanti device, o anche ad esempio smart glasses, può aiutare la persona a riconoscere le caratteristiche ambientali oppure anche a leggere. Allora vediamo subito Ring, perché torna ovviamente stasera alle 21:10 con Ferdinando Varino. Questo è il sondaggio che proponiamo: sicurezza, arrivano gli steward antirissa, serviranno? Chiamatelo 0422 16 26 691 per dire sì, oppure lo 0422 16 26 690 per dire no. Gli ospiti alle 21:10, Michele Babuder, Forza Italia, Paolo Altin, lista Russo.Franco, Luca Bressan, Partito Democratico, Stefano Avian, Fratelli d'Italia. Alle 22:30 l'intervista tu per tu con Roberto Bolelli di Mare Nord-Est, gli idrovolanti a Trieste. Noi ci fermiamo per la pubblicità, ma torniamo fra poco con altri servizi. State con noi. Ai blocchi di partenza la 19ª edizione del Triveneto Meeting internazionale. Domani le gare a Campo Cologna. Vediamo il servizio. Quest'anno abbiamo 3 velocisti sotto i 10 secondi, per cui si preannuncia un meeting ad alta tensione.
Ai nastri di partenza il Triveneto Meeting internazionale, giunto alla 19ª edizione. L'evento della Polisportiva Triveneto a Campo Cologna si arricchisce di altri grandi nomi e 2 di questi sono legati al territorio triestino. Domani si sfideranno nei 100 ostacoli Elisa Di Lazzaro e Nicla Mosetti, 2 tra le migliori interpreti di sempre nella specialità. Nei 100 metri correranno il primatista africano del Kenya Ferdinand Omanyala e la medaglia d'argento della 4% ai Giochi di Parigi 2024 Bayanda Walaza, atleta sudafricano. Negli 800 ci sarà il bronzo europeo del 2024, l'azzurro Kamil Tekuceanu, mentre nel salto in lungo si presenterà Liam Adcock, terzo ai mondiali indoor del 2025. Nella gara di salto in alto femminile spicca il duello fra Asia Tavernini e la slovena Lia Apostolovski. Trieste, la nostra città, si conferma una città sportiva, una città in grado di attrarre grandi eventi sportivi. 19° meeting Triveneto va a confermare un evento consolidato con uno spettacolo a Campo Cologna che sarà meraviglioso, grandi atleti talentuosi e anche giuliani, quindi saranno giorni di atletica pura e di grande livello in città. Quest'anno il Teatro La Contrada compie 50 anni. Oggi il conferimento al Bobbio del sigillo trecentesco da parte del sindaco Roberto Di Piazza. Il progetto che ha messo assieme il Verdi e lo Stabile di prosa regionale per la realizzazione della doppia versione del Romeo e Giulietta è giunto alla conclusione. Oggi ne è stato tratto un bilancio più che positivo. Vediamo. Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e il Teatro Verdi hanno tirato le somme dell'esperimento che dai primi di maggio e fino a qualche giorno fa ha visto i 2 teatri collaborare alla messa in scena del Romeo e Giulietta di Gounod e della tragedia shakespeariana. 6 recite per ogni spettacolo, salutate da un notevole successo di pubblico e di critica. Con il favore del pubblico c'è sicuramente anche il grande favore della Regione Friuli Venezia Giulia, perché è proprio così, quando 2 istituzioni importanti lavorano assieme, il risultato non è una semplice somma, ma è qualcosa di più, è la sinergia, è il blocco dei nostri operatori culturali che sono capaci di immaginare, ideare progetti culturali e di realizzarli. Un progetto contrassegnato da una serie di iniziative collaterali che hanno accompagnato il pubblico, specialmente i giovani, ad una migliore e più partecipata visione degli spettacoli. Noi eravamo molto tranquilli sulla scelta, perché la scelta è stata importante, il cast creativo lo conoscevamo e c'è un'affinità che rende semplice coniugare esigenze diverse, quindi diciamo è stato un progetto che ha avuto il risultato che ci aspettavamo, anche in termini di provare a lavorare assieme pur essendo istituzioni così diverse. Un risultato che evidenzia una volta per tutte come se 2 colossi della cultura cittadina trovano un terreno fertile attorno al quale intervenire, il risultato positivo non aspetta altro se non ulteriori repliche. Consideriamo questo un punto di partenza, non sicuramente un punto d'arrivo. La collaborazione con il Verdi esiste già da alcuni anni, una collaborazione molto positiva. Questa è stata veramente così una punta di diamante per quanto ci riguarda, perché c'è stata un'integrazione totale tra Verdi e Rossetti, non una semplice collaborazione, ma proprio una fusione di intenti. Intanto comunque a febbraio 2027 lo spettacolo di prosa tornerà stavolta solo a Rossetti, per poi iniziare una tournée le cui date si stanno componendo. È un'avventura che ci ha dato moltissime soddisfazioni artistiche, perché è stato un meraviglioso lavoro con dei cast eccezionali da tutte e 2 le parti, esperti e internazionali per il mondo della lirica e giovanissimi attori, trovati molti dei quali dai provini nella parte invece di prosa. Ecco, è stata un'esperienza anche umanamente per me molto importante, molto toccante. Ed è ricco il calendario della 9ª edizione di Promo Mare a Monfalcone. Discipline nautiche e sport acquatici di giorno, villaggio espositivo, degustazioni e spettacoli fronte mare al calar della sera. Dal 5 al 7 giugno torna a Monfalcone Promo Mare, appuntamento dedicato alla cultura marittima, alla nautica e alle discipline veliche, giunto alla 9ª edizione, articolato quest'anno a Marina Iulia dalle 10 alle 17:30 e al Porticciolo Nazario Sauro dalle 18 alle 23. La manifestazione coincide con l'inaugurazione della stagione balneare in programma venerdì 5 giugno
giugno alle 11 a Marina Iulia e si lega al nuovo collegamento marittimo del Delfino Verde che dal 31 maggio al 20 settembre unisce Trieste, Sistiana e Duino a Monfalcone. Sarà Marina Iulia ad accogliere il cuore sportivo della manifestazione. La spiaggia ospiterà prove e dimostrazioni di vela, surf, kite e altre discipline. Il porticciolo Nazario Sauro ospiterà il villaggio serale di Promomare con 24 espositori tra stand associativi, aziende del settore nautico e aree dedicate alla degustazione di prodotti tipici regionali. Sulle rotte delle Malvasie, un viaggio in barca a vela lungo le rotte storiche della Malvasia tra Adriatico e Mediterraneo per riscoprire il legame tra Serenissima e uno dei suoi vini simbolo. A Ragusa, seguendo le antiche rotte della Malvasia, manca sempre meno al via del progetto culturale sulle rotte della Malvasia senza confini, un itinerario che ripercorre la storia del vino simbolo della Serenissima attraverso un viaggio in barca a vela nel Mediterraneo. La traversata prenderà il via il 6 giugno da Chioggia e toccherà porti e città dell'Adriatico e dello Ionio, da Trieste alla Croazia fino a Ragusa, attraversando territori dove la Malvasia è ancora oggi coltivata e custodita come patrimonio identitario. Parliamo di un vino, il vino Le Malvasie, una Malvasia che nasce con Venezia e quindi quello che potremmo definire il primo brand di vino al mondo, e noi con questo progetto vogliamo caricare la presentazione di questo prodotto, di questo vino, con la storia, con la cultura, e quindi incentrato proprio sulla storia di Venezia. Questa è un po' la nostra missione che vogliamo fare, quindi da Venezia lungo le rotte dell'Adriatico e poi speriamo di arrivare fin dove c'era l'origine di questo vitigno, che è a Monemvasia in Grecia, nel Peloponneso. Un itinerario che intreccia vino, mare e memoria. La Malvasia infatti dal XIII secolo fu uno dei prodotti più preziosi della Serenissima, esportato in tutta Europa e apprezzato da nobili, artisti e intellettuali. Un vino navigato capace di affrontare lunghi viaggi via mare senza perdere la qualità. Il progetto vuole raccontare il Mediterraneo come spazio di incontro tra popoli e culture, e proprio durante la navigazione arriveranno aggiornamenti e contributi direttamente dalla Jan Chris, la barca a vela di 17 metri che salperà per questa avventura nel tempo e nella tradizione. Con queste rotte noi vogliamo raccontare quella che era la storia di Venezia, era una storia di commerci, di incroci di civiltà, di contatti, e raccontare quello che oggi è rimasto di Venezia, in Veneto ovviamente, in Friuli Venezia Giulia, ma in Istria, Dalmazia, posti che erano veneziani, questo grande mondo veneziano che un tempo chiamavamo, o che potremmo chiamare un Commonwealth veneziano, e raccontare quello che c'è oggi, i produttori di Malvasia, chi racconta di Venezia, i problemi anche di oggi, le storie delle persone. Ed è tutto da questa edizione, grazie e buona serata.